Scatman's World. Ciao a tutti da Comandante Veneziano, sono su MotoGP Fioi, la carriera con Valentino Rossi, aspettando il gioco ufficiale di Valentino e della MotoGP che non vedo l'ora, onestamente, perché non avevo capito, cioè, veramente... insomma, ho visto che veramente c'è la stagione, c'è ovviamente il gioco di MotoGP con in più tantissime modalità su Valentino Rossi, quindi faremo sia la carriera che la modalità Rossi Story, non so come sarà strutturata, però vabbè. Passiamo a Catalogna, ragazzi, questa è la gara più favorevole per il QM, mai perso in 102 anni di storia. Veramente, quindi questa gara non mi spaventa, tutt'altro. Teoricamente ho anche il bonus di una caduta, nel senso posso anche cadere una volta e comunque vado a vincere. Insomma, è proprio Catalogna la mia gara, c'è niente da fare. Ho fatto una pole con 8 decimi di vantaggio. E niente, ragazzi, sono un po' dubbioso su certe serie, ragazzi, perché come sapete, insomma, il tempo è sempre pochino. Questo periodo poi, per tutto quello che è successo, anche mi sto dedicando tanto ancora di più al lavoro, perché sono mesi importanti questi per il mio futuro, possibilità di miglioramento del lavoro e tutto, quindi sto cercando di dare il massimo, ecco. E niente, raga, sono un po' indeciso sulla serie di MXGP, sinceramente vedo che è cagata pochissimo. E anche UFC mi aspettavo qualcosina in più, un gioco così bello e così particolare, insomma anche diverso da tutti gli altri, però UFC la voglio finire assolutamente. MXGP aspetto anche i vostri consigli, perché boh, mi sembra una serie un po' fiappa, mi dispiace perché il gioco è bello, è veramente bello. Voglio capire se devo giocare da solo, se invece è preferibile giocare insieme a voi. Scusate ragazzi, sono un attimo concentrato, ecco, vai. Perché proprio non sono multitasking, o parlo o gioco ormai, sto invecchiando ragazzi, Da quando ho cominciato a fare video a cosa, sono passati, c'ho 4 anni, penso, dal 2011. Mamma mia, che di più. 5 anni, quante cose sono cambiate in 5 anni, ragazzi. Veramente, tantissime. L'unica cosa che non è cambiata è la passione che ho comunque a fare i video, che mi rendo conto che giocare senza registrare però mi viene tristezza. Cioè, ho bisogno di parlare con voi, cioè, questo è proprio, secondo me, la cosa che più è cambiata purtroppo all'interno di YouTube, ma che più invece è la vera cosa di YouTube. Cioè, che io alla fine non sto giocando da solo, perché giocare da solo sì è divertente, però sei là fermo per i cazzi tuoi, in silenzio. Al massimo puoi esultare da solo. Mentre così non sei solo, cioè non c'è niente da fare. Cioè, oltre agli amici e la realtà, la vita reale, che ieri Fatalità hanno fatto anche Ciao Darwin, reali contro virtuali. È chiaro che la vita reale è sempre migliore, perché è una cosa che puoi toccare, puoi guardare, puoi tutto. Però se riesci anche nel virtuale a portare un po' di reale, perché alla fine adesso è come avere vicino a me qua in camera 1000, 2000, 20.000 ragazzi che fanno il tifo per il veneziano. C'è poco da fare, ed è così che si gode. E questo è fare YouTube. Dopo che ha portato anche a far trovare lavoro a qualcuno, che è importante. Ci sta anche. Questo io sono primo di che in una crisi lavorativa per noi giovani è meraviglioso che si possa lavorare anche su questo. Però la vedo dura che uno a 45-50 anni sia ancora qua a far video. Questa è la cosa che bisogna assolutamente trovare, il piano B. Adesso non so quanto prendi al mese, cioè i top se riescono ad arrivare a 10, 15.000, 20.000 euro al mese, però se non riescono a vivere di rendite ai calciatori, pensa te se lo può fare uno che prende anche 20.000 euro al mese. Devi mettere via e investire. Come cercando di fare anch'io nella mia vita reale, cioè io ho un lavoro, ho una piccola sicurezza, ma quello che prendo devo metterlo via, almeno una parte, e dopo investire su qualcosa per diventare un vero Kuma, con l'impresa kumendiana, e dopo sì che si domina. Dopo mi compro YouTube e divento io lo youtuber con più iscritti. Adesso a parte gli scherzi, a parte ste cagate, cioè io mi auguro veramente che chi veramente riesce a fare YouTube, cioè è riuscito di un divertimento a portare il lavoro, a portarlo a farlo diventare un lavoro, perché fioi non è facile. Fare i discorsi, non riesco proprio a fare i discorsi concettuali mentre gioco, mamma mia, proprio dislessico a livelli acuti.
Comunque dicevo, cioè, chi insomma usa YouTube come lavoro deve capire che deve mettere via tutto. Deve mettere via tutto. Io questo è il mio consiglio da zio Kume proprio. Metteteli via tutti e investiteli in casa. In una casa, in un'attività, in qualcosa. Non mangiateli a puttane. Cioè, una parte se volete sì, ma non tutte. Mamma mia ragazzi, mamma come sono rincoglionito. Niente, anche in una gara come Barcellona faccio fatica a parlare di discorsi seri mentre non siamo multitasking, noi maschi. Ma prendo l'esempio delle fanciulle. Loro sanno fare più cose contemporaneamente, anche a livello sessuale. Però è veramente un massacro, cioè in Catalogna veramente c'è. Ecco, lungo. Ah, Kume. E niente, così ragazzi. Io vi ringrazio sempre per il supporto e che mi state vicino tanto, soprattutto in questo momento molto, insomma, particolare per me. Un momento che comunque riesco a controllarlo, nel senso, dai, per quanto, insomma, poi ci sono problemi più gravi, cioè sono problemi gravi perché non è come magari, non so, un problema che può risolvere. Purtroppo certe cose non si possono risolvere. Però dai, insomma, ormai siamo adulti e bisogna capire che la vita è anche questo, purtroppo. La vita non è solo cose belle, divertimento, gioie, ma anzi, forse sono più le delusioni delle gioie, però quelle poche gioie sono fondamentali, sono tutto, cioè anche, non so come spiegare, però le delusioni possono essere 10 per dire, le gioie 2, quelle 2 gioie valgono tutto. C'è poco da fare. Devo fare una serie su come registrare e parlare seriamente. Stiamo un po' cazzeggiando chiaramente perché la vittoria è sicura qua in Spagna, veramente in Catalogna non ho mai perso, vinco sempre con 102-5. Non so perché più che altro, o è buggata sta gara, non lo so. Poi neanche la vittoria la uso così perché mi ci sono affezionato, ma dal prossimo gioco non ci sarà più neanche quella, ragazzi, partiamo a bomba. Tutto a cannone. L'unico aiuto mamma mia. No, neanche no, non voglio mettere nessun aiuto. Sto pensando a cosa ho lasciato. Ah sì, ecco il traction control. Ecco, quello un po' sì, perché sennò ragazzi veramente bestemmio in finlandese antico. Anzi norvegese, che il norvegese antico è un po' più bello. È più bello. È più bello. Mamma mia ragazzi, sono in condizioni critiche. Con 2 giri e mezzo. Mamma mi sento come sono messe le ruote ci sono, ma il vantaggio su Lorenzo è di quasi 5 secondi ragazzi, 5 fottutissimi secondi. Poi ci evitiamo se stronzate, grazie. Vai raga, dai. Buono. Dai raga, portiamo a casa una vittoria fondamentale. Seconda consecutiva, terza della stagione. Cordolo un po' beffardo. Chiaramente le ruote stanno consumando, si vede. Lo sento più che altro. 2 laps remaining nel tipico inglese. Poi non abbiamo perso qualcosina perché stiamo un po', possiamo anche andare più tranquilli, tanto la vittoria non è in discussione, però è chiaro che le gomme così sento la differenza, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Comunque adesso sto aspettando con ansia che è Formula 1 e dopo vediamo anche chiaramente MotoGP e Formula 1 finiamo le due. Se Formula 1 non mi ha pirato il copyright, quindi possiamo continuarlo. Che mi rendo conto. Ecco, giochi di calcio sia che PES, sicuramente lo continuiamo, però mi rendo conto che ecco,
io che ho giocato per 150 anni ai giochi di calcio, mi sono un po' rotto il cazzo, perché non c'è stato un miglioramento, sempre uguale ormai, da 3-4 anni è sempre la stessa solfa, cioè, cazzo, cambiate sto motore, ho capito che vendono comunque, ma cambia il motore grafico, cambia tutto, Dio santo. Io voglio la grafica e la fisica di Crysis, FIFA o PES, cioè, io capisco che sono solamente 2 giocatori che è difficile, ma dai, cazzo, proviamoci. Occhio come... Dai che inizia l'ultimo giro, the final lap come indiana. Bravo, bravo. Ok, ultimo giro. E dai ragazzi, 7 lap. E la torsida cumendiana è pronta a esplodere. Valentino vuole vincere il 10° mondiale. Un mondiale che... Vabbè, lasciamo perdere l'altro anno, è stata una roba scandalosa. Io ce l'ho ancora qua. Ogni volta che mi guardo la MotoGP mi viene da piangere, da pensare che... a quello che è successo in Malesia, nelle gare, insomma, nelle ultime gare della stagione 2015. Già si pensa che tra un po' sono MotoGP, mi sembra ieri, cavolo. Veramente il tempo scorre velocissimo. È veramente paurosa questa cosa. No, mamma mia, qua. Brividus. Le gomme non esistono più, comunque. Adesso me ne rendo conto, sto perdendo anche il vantaggio. E dai, cioè, siamo ancora messi bene. Però abbiamo perso tanto, secondo me. Siamo a 2 secondi, forse 3 secondi, non lo so. L'ho detto e vedi, come non sbaglia mai, 2,7. Ultime curve separano Rossi da un successo fondamentale. Dai ragazzi, quanto era più bello Catalogna senza quella cazzo di chicane che in Formula 1 che mi sta altamente sulle balle. E si va a vincere ragazzi, si va a vincere il Gran Premio di Spagna, secondo consecutivo dopo il Mugello. Yes! The winner is Verzianus! Yes! Bravi raga, bravi tutti. Mentre Bravi tutti, siamo in testa al mondiale con 8 punti di vantaggio sul Magnifico. Adesso devo fare il filotto, ragazzi. Il filotto cumendiano, vai di filotto puro. Con le immagini di quella festa del podio, un saluto dal comandante veneziano. Al prossimo video. la sua felicità è comprensibile, con questa vittoria si è imposto su piloti di